Eccoci qua, cari telespettatori, un'altra location e un'altra ospite. Siamo molto felici, ci fa molto piacere avere qui con noi la dottoressa Maria Domenica Sorbo, specialista in cardiologia e medicina dello sport, libera professionista allo stato attuale, ma ex dirigente in cardiologia dell'US3. Serenissima. Grazie di essere qui con noi, dottoressa. Peraltro, nel 2022 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere Omni per aver diffuso la cultura delle cardiopatie congenite e per aver offerto accesso e cure gratuite ai bambini di qualsiasi nazionalità e ceto sociale e aver sostenuto anche lo screening cardiologico e pediatrico gratuito. Certo. E quindi complimenti anche per questo. E questo ci allaccia anche al tema che affronteremo questa sera insieme con la dottoressa, perché vogliamo fare prevenzione, informazione con grande tranquillità. Voi state lì seduti, pacifici, possibilmente sul divano, ascoltate queste informazioni, non siete coinvolti emotivamente, anche se potreste essere coinvolti perché magari avete qualche patologia correlata o di quelle di cui parleremo, ma la dottoressa ci racconterà e voi dovrete mutuare quello che lei racconta. Eventualmente cercherò anche di fare le domande che a voi ci fate scrivendoci le vostre mail o mandando i vostri WhatsApp. E allora vediamo innanzitutto di capire. Beh, innanzitutto l'ipertensione, che è una problematica abbastanza frequente. Certo. Che cos'è l'ipertensione? Quando si manifesta? Quindi qual è l'età a cui prestare più attenzione, quindi fare che tipo di visite? Perché poi lei ci spiegherà anche questo. Grazie. Si parla di ipertensione arteriosa quando i valori della pressione arteriosa sistolica superano i 140 e della diastolica superano i 90 mm di mercurio. È una patologia molto frequente e gli ultimi dati dell'OMS in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite parlano di un iperteso ogni 3 pazienti e affermano che se si riuscisse a prevenire il danno da ipertensione arteriosa si eviterebbero 79 milioni di morti. Mamma mia. Quindi è patologia frequente, è un problema che cresce, che aumenta sia nel mondo occidentale, soprattutto nel mondo orientale, e bisogna assolutamente fare una diagnosi precoce, una prevenzione prima ancora della diagnosi, in modo tale da non arrivare ad essere ipertesi. Qualora si dovesse arrivare ad esserlo, allora bisogna porre in essere dei correttivi. Ma c'è un fattore di familiarità per l'ipertensione? Sì, la familiarità sicuramente è importante ed è uno dei fattori di rischio non modificabile, perché avere i genitori, i parenti ipertesi, non possiamo modificare la nostra famiglia. Quello che possiamo fare è invece agire su tutti i fattori di rischio che sono invece modificabili. E quindi la sedentarietà, il sovrappeso, gli eccessi alimentari, il fumo di sigaretta, gli eccessi alcolici, lo stress, anche se non è stato trovato un nesso di causalità tra stress e ipertensione. Ma forse perché lo stress non è ancora stato inquadrato. No, è da anni che se ne parla, da decine d'anni che si fanno studi per comprendere se situazioni di stress possono essere causa di ipertensione. Piuttosto il nesso tra stress e ipertensione è nella risposta alla terapia o anche nella diagnosi iniziale. Le ipertensioni all'esordio possono essere, ma in qualche modo, come dire, si possono avere dei valori alterati perché c'è una situazione di stress emotivo. Certo. L'età, mi chiedeva dell'età. L'ipertensione è essenziale, possiamo dire che dai 30 anni in su dobbiamo pensarci. Tanto giovane come età? Abbastanza giovane, in genere nei giovani, però è molto importante diagnosticare ed escludere le forme di ipertensione secondaria, che in genere sono dovute ad una causa che può essere anatomica, tipo una coartazione aortica nel bambino, oppure una stenosi dell'arteria renale, oppure un'ipertensione conseguente alla secrezione di sostanze da parte di adenomi o anche di tumori maligni, quindi sindromi di tipo paraneoplastico. Quindi scremata tutta questa parte che
se vogliamo, è la parte minima, la maggior parte delle ipertensioni rappresentano la nostra grande ignoranza. Non sappiamo a che cosa siano dovute. Addirittura. Tant'è vero perché parliamo di ipertensione essenziale. E quindi? Ogni tanto sarebbe bene anche da giovani controllare la pressione. La pressione va misurata. Ovvio che un giovane che non ha sintomi, che non ha particolari fattori di rischio, non controlla la pressione tutti i giorni, neanche una volta a settimana, la controllerà una volta ogni 2 mesi. Man mano che però si procede con l'età, bisogna tener presente che l'ipertensione può sopraggiungere e quindi un controllo pressorio sereno, non con la paura di avere l'ipertensione, ma solo per sapere che in quel momento la pressione è normale. Bisogna farlo. Ecco, dottoressa, 2 situazioni diametralmente opposte. Da un lato parliamo anche, visto che anche il nostro target, ci sono molte signore che hanno una certa età o comunque si avvicinano all'età della menopausa o entrano, eccetera. Può essere correlato anche a questo fattore l'ipertensione, l'insorgenza, e che tipo di ipertensione può essere? Intanto possiamo dire che l'ipertensione prevale negli uomini, almeno fino all'età della menopausa. Dopodiché il divario tra uomini e donne viene a perdersi, quindi le donne diventano gli ormoni che sono diventare ipertese dopo la menopausa. Quindi Certamente. Ci può essere. Ci può essere. Devono preoccuparsi tanto quanto gli uomini, in questo caso qui, che cosa devono fare per tenere sotto controllo la situazione? Intanto prevenirla, dopo curarla. Parliamo di prevenzione. Esatto, intanto. La prevenzione, intanto, il sovrappeso. Sovrappeso, se una persona mantiene il peso corporeo ideale, e difficilmente diventerà iperteso. Ugualmente, un fumatore può diventare iperteso molto di più che un non fumatore. A proposito di questo, si deve parlare di fumo. Fumo è una cosa molto importante perché il fumo attivo è dannoso e lo sappiamo tutti. Sappiamo tutti che è dannoso il fumo passivo, però una persona può dire vado a fumare in terrazza, però poi dalla terrazza rientra. E c'è il fumo di terza mano, che è quello che si incolla, si attacca alla cute, ai capelli, alle mani, ai vestiti, per cui viene trasmesso ai figli, alle mogli, alle lenzuola del letto, agli asciugamani. Anche quello è un fumo e anche quello è dannoso. E quindi può essere eventualmente può essere un fattore di rischio per ipertensione. L'alimentazione. Noi siamo italiani, siamo fortunati perché abbiamo una bella dieta mediterranea con tante belle verdure, l'olio, abbiamo tanti alimenti preziosi. Quindi agire su quel punto è molto importante. Conosciamo tutti o comunque abbiamo sentito parlare di piramide alimentare. Certo. La base è formata dagli alimenti che possono essere consumati senza praticamente limiti. Man mano che la piramide si stringe, gli alimenti vanno consumati molto meno, e fino a quando il consumo dovrebbe essere considerato sporadico. La base è costituita da verdure e acidi grassi poliinsaturi, che sono protettivi sulle arterie, e poi non tanto sale, quindi gli alimenti contengono sale, certo. Contengono già il loro sale, quindi condire 2 volte la carne, condire 2 volte l'insalata non serve. Quindi la prima cosa da fare per fare una dieta moderatamente iposodica è togliere il sale da tavola. E abituarsi anche a sapori a sapori un po' più veri, un po' più di magari verdura, mettere delle spezie. Magari mettere delle spezie. E questo è alla base di un altro tipo di dieta che si chiama dieta DASH, che è per la prevenzione della ipertensione arteriosa. Quindi la dieta DASH, sì. Eccola qui. Quindi certo non chiederemo mai a un paziente che non ha particolari problematiche di consumare la pasta senza sale, però potremmo dirgli non condire la verdura, un po' di olio d'oliva, un po' di limone, bene così, oppure condirla appena con il sale,
però già il limone e l'olio bastano, assolutamente bastano. Il consumo di alcolici, siamo in Veneto, quindi la terra del vino, la terra in cui c'è una cultura del vino, traguardevole, rispettabile. Possiamo anche berne un po' di vino, però con moderazione. Direi che traduco il mezzo bicchiere a pasto, senza gli aperitivi, i digestivi, gli spritzi, caffè corretti. Bisogna calcolare anche quelli. Ecco, e alcol anche quello. Che nei bevitori eccessivi, che non si accorgono di esserlo, perché il vino ai pasti e poi l'aperitivo e poi finiscono il lavoro, dai, andiamo a berci una cosa, mettono su una quantità di alcol che è cirrogeno. Certo. Quindi, al di là dell'ipertensione, i danni sono anche ben più gravi. La sedentarietà. Le linee guida della Società Europea dell'Ipertensione ci pone davanti a una duplice scelta: o l'attività fisica di tipo organizzato, con particolari esercizi isotonici, 30 minuti, potenziamento, riscaldamento, decelerazione, oppure, perché non tutti possono fare questo tipo di attività per ragioni di tempo, per ragioni economiche, semplici camminate giornaliere. Giornaliere, l'ha detto, giornaliere. 30 minuti al giorno di buon passo, in giorni consecutivi, possono portare ad un guadagno di anche 10 mm di pressione sistolica. Quindi aiutano. Alcuni pazienti mi hanno raccontato che dopo aver fatto una lunga passeggiata trovavano i valori di pressione normali. E questo non mi ha meravigliato, meravigliava loro, ma ero contenta che me lo raccontassero. Tant'è che i pazienti ipertesi, ma soprattutto i pazienti cardiopatici post-infartuati, noi cardiologi consigliamo di prendersi un cane. Bravo, infatti. Cosa che ho fatto puntualmente appena sono andata in pensione. Quindi sono come una cagnolina, sono costretta a uscire 3 volte al giorno come minimo e a farmi la mia passeggiata con la cagnolina. E ne ha tratto giovamento. Ma sì, anche dal punto di vista psicologico, si è sereni, si parla con le persone, si vedono i colori, anche la scenestesi migliora sicuramente. Infatti, no, questa è una giusta... Ecco, però lei ha citato il discorso di pazienti che hanno avuto un infarto, che purtroppo sono tantissime persone, non tiriamo fuori i numeri, ma sono spaventosi, e hanno paura, proprio perché magari vengono da abitudini di vita non del tutto sane, non sono abituati a fare attività sportiva, men che meno agonistica, dopo entriamo nel merito di patologie di altro genere. E quindi quando sentono il cuore che batte un po' più, che accelera, avendo avuto un infarto, hanno paura e quindi smettono, ineluttabilmente, ce ne sono tantissimi. Senza dubbio. E allora a questo punto, punto a capo, ci si ritrova prima per cui attività fisica, anche no, camminare piano, lentamente, se il cuore accelera, che poi normalmente quando dovrebbe accelerare, si spaventano e smettono. Allora, che cosa dire? Basta spiegarlo. Questa è l'occasione. Ecco, è l'occasione di informare i pazienti che un'accelerazione del cuore dopo sforzo è assolutamente normale. Che non si spacca il cuore. Non si spacca il cuore. Poi la maggior parte dei pazienti infartuati, per fortuna, allo stato attuale delle cose, viene dimessa dall'ospedale già con una prescrizione di esercizio fisico. In particolar modo viene affidato ad un centro di riabilitazione, il più delle volte a regime ambulatoriale o meno frequentemente in regime di ricovero in determinate strutture convenzionate con gli ospedali, per poter fare un periodo di training. È chiaro che non tutti i pazienti possono fare lo stesso esercizio fisico, quindi qual è il ruolo della riabilitazione in questa fase? Definire quanta attività fisica può fare un paziente nel post-infarto. E questo dipende da molti fattori: l'estensione dell'infarto, se l'infarto è stato complicato o se è un infarto che ha avuto un decorso tranquillo. E dopo un periodo di training gestito dall'ambulatorio, i pazienti vengono mandati o in palestre convenzionate oppure palestra della salute cosiddetta. Certo, no? Oppure vengono mandati in autogestione. Questo dipende dal paziente, anche da quanto è orientato il paziente, da quanta voglia ha di riprendere le proprie abitudini, perché nel momento in cui un paziente incorre in un infarto, l'emotività viene colpita moltissimo.
cioè si teme di perdere l'integrità, di dover riorganizzare la propria vita, di dover essere dipendenti da qualcuno. Quando poi c'è l'accettazione della condizione, allora il paziente capisce che deve cambiare qualcosa, ma cambiarla in positivo, per stare meglio, per guadagnare anni di vita. Eh sì, infatti, però c'è questo timore, resta ed è fortissimo, che credo che anche voi non ridiate, perché No. Lo sapete che c'è. Sì, assolutamente. Infatti, quindi bisogna tranquillizzare, insomma, le persone che però devono, se c'è il dubbio, consultare il cardiologo, dire fino a che punto posso sentire il mio cuore che palpita, che si muove, che vibra, che dà una sensazione che potrebbe provocare agitazione, invece non è così. Stiamo parlando dell'infarto, a questo punto viene da sé la domanda: ma quando è che la donna o l'uomo deve preoccuparsi che potrebbe essere vicino all'infarto? Perché sono sintomatologie particolari, però diverse a seconda dell'uomo e della donna. E purtroppo sappiamo anche che le donne adesso ne sono anche coinvolte, soggette anche per fattori di stress che lei citava, poi molte non hanno figli, però si trascurano di più perché non hanno quelle classiche sintomi che invece ci sono nell'uomo, no? Sì, l'infarto insorge in genere con un dolore toracico che ha una sua localizzazione ben precisa, retrosternale, con delle irradiazioni alle spalle o alle braccia, al collo e alle mandibole. Anche le mandibole? Sì. È un dolore importante, indimenticabile, che non è... Quindi non è un indolenzimento? Non è un indolenzimento, può essere costrittivo, può essere compressivo, può essere lancinante, un bruciore, un dolore urente e soprattutto non è fine isolato, è accompagnato da un corteo sintomatologico di sudorazione, di senso di morte imminente, di senso di mancamento, di cardiopalmo e dura tanto, ma non tantissimo. Può durare quel quarto d'ora, 20 minuti, però il paziente sta veramente male, per cui è molto difficile che un paziente con un infarto vada inutilmente in ospedale. Se il paziente con un dolore toracico va in ospedale è perché veramente sta soffrendo e la probabilità che ci sia una sindrome toracica, che poi dopo si vede che sia un infarto, un'embolia polmonare, una dissezione aortica, un pneumotorace, poi si vede, però parliamo di sindrome dolorosa toracica. Le forme atipiche, lei parlava di forme atipiche. Le forme atipiche si osservano nel diabetico. Il diabetico non ha un campanello di allarme, il diabetico non sente il dolore. Il diabetico può dire: ma ho avuto un po' di mal di stomaco 3 giorni fa, però oggi mi manca il respiro. E come mai questo? Ecco, perché c'è una neuropatia diabetica. Il dolore non si sente o si sente in modo diverso. Il primo elettrocardiogramma a cui viene sottoposto mostra i segni di un infarto maturo. Addirittura a volte completo, espletato. Certo. Le donne sottovalutano, vero? E sottovalutano il dolore toracico, esiste anche nella donna, ma più che altro la sudorazione, la mancanza di respiro. Poi bisogna dire anche che almeno fino a qualche anno fa i grandi studi clinici non comprendevano donne. Infatti è vero, tutti sull'uomo. È vero, come in tanti altri ambiti. Con le donne non venivano molto considerate. Adesso invece la cosa è un po' diversa. Infatti questo è molto importante. Anche perché le complicanze di un infarto miocardico nella donna sono lo stesso gravi come quelle dell'uomo. In più c'è una maggiore incidenza, soprattutto nelle donne anziane, in quarta, quinta giornata dall'infarto, di rottura di cuore. Quindi questa è una complicanza veramente grave, che a volte può essere letale. Ma la sintomatologia, è vero, dottoressa, che è un po' diversa, cioè nel senso che la donna potrebbe accusare una forma di mal di stomaco, è più sfumata, stanchezza. È più sfumata.
Quindi, assolutamente più sfumata rispetto a quella che può essere il dolore tipico dell'infarto. per cui una persona anziana, chi magari ci segue o è una persona anziana o ha la mamma, una parente che ha una certa età e che a un certo punto accusa inaspettatamente questa stanchezza forte, questi dolori allo stomaco, non bisogna trascurare, dire riposati, vedrai che ti passa, mentre magari l'uomo male al braccio, qualcosa di molto più forte, poi vabbè l'uomo tende ad esagerare un po' quelli che sono i sintomi. No, ma è vero, le donne tante volte sono abituate anche a sopportare molto di più, proprio dal punto di vista fisiologico. Bisogna stare attenti e cosa fare in quel momento? Chiamare subito l'ambulanza o portare pronto soccorso alla persona? Dipende perché dipende dalla gravità della sintomatologia. Se una persona ha difficoltà a stare in piedi, ha difficoltà a respirare, presenta alterazioni della coscienza, profusa sudorazione, è bene non aspettare, quindi chiamare il soccorso, assolutamente sì. Ecco. Se invece è un dolore, sebbene atipico, che però si ripete in determinate situazioni, per dire facendo un determinato sforzo, quando faccio quello sforzo mi viene dolore. Allora è bene che consulti il suo medico, il quale poi darà gli opportuni consigli per vedere un cardiologo oppure per inviare direttamente il paziente in ospedale. Certo, volevo chiedere, quando si parlava anche con altri professionisti di ictus, dicono chiamare subito un'ambulanza in modo da andare in via diretta in pronto soccorso, non intervenire. Tante volte invece si parla di infarto, questo chiedo a lei perché lei è stata anche medico in ospedale, per cui ha una certa esperienza, dicono potete anche portare, se è più rapido, il paziente immediatamente in macchina o anche se vi capita in macchina andate subito a pronto soccorso perché importante andarci, insomma, non tergiversare. È così oppure no? Ci spieghi? Oddio. E che cosa dire quando si Cosa dire? Cioè, non è una cosa importante perché a tante persone è successo e si trovano appunto nell'impasse della situazione. Sì, io ho sentito di una persona che trovandosi su un cavalcavia, ha avuto un dolore toracico, l'ha riconosciuto, ha chiamato il 118 e ha detto sono qui, venitemi a prendere. Si diceva una volta che piuttosto che aspettare che arrivi l'ambulanza, meglio andare soli, ma consideriamo l'aspetto aritmico, se il paziente incorre in una fibrillazione ventricolare mentre guida, non arriva in ospedale. Farsi accompagnare sì invece. Sarebbe meglio che ci fosse una persona o comunque meglio ancora un 118 che trasmette già l'elettrocardiogramma al pronto soccorso, quindi si sa subito se ci sono delle alterazioni suggestive di una sofferenza ischemica miocardica e quindi l'ambulanza può anche andare nel posto più adeguato. Ecco. Certo, questo è molto importante. Le interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, qualche secondo, voi restate con noi e parliamo anche di persone più giovani, non dico bambini però, tra poco.